pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Pellegrini di Speranza. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, greve eterno di finita vita, nel cammino io confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nel mistero pasquale del tuo Figlio unigenito hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione, concedi a noi, che nei segni sacramentali annunciamo con fede la sua morte e risurrezione, di sperimentare sempre più i benefici della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni i messaggeri del re, incaricati di costringere all'apostasia, vennero nella città di Modin per indurre a offrire sacrifici. Molti israeliti andarono con loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città, e sei sostenuto da figli e fratelli.
Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti a Gerusalemme. Così tu e i tuoi figli passerete nel numero degli amici del re, e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Quando ebbe finito di pronunciare queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare di Modin secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere e fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare. Uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fines con Zambri, figlio di Salom. La voce di Mattatia tuonò nella città: chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l'alleanza mi segua. Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto possedevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion bellezza perfetta, Dio risplende. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi.
Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. All'inizio della preghiera dell'ufficio, il salmo che introduce, ci riporta ogni giorno quello che è il versetto che abbiamo ascoltato, che introduce a comprendere il Vangelo. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Non come hanno fatto a Meriba nel deserto, che hanno mormorato, non hanno ascoltato la voce. E Gesù oggi piange guardando Gerusalemme, che non ha ascoltato, non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata. E vede le conseguenze. Non ascoltare la voce del Signore anche per noi. È venuto in mezzo ai suoi non l'hanno accolto. La parola di Dio che ci dona la vita, che porta la pace. Gesù è venuto a portare la pace, ma non l'hanno avuto accogliere. E Gesù si commuove, 2 volte piange, ti porta il Vangelo di fronte a Gerusalemme, che vede come sarà distrutta perché non hanno accolto. Di fronte a Lazzaro nella morte e li piange. È anch'egli un uomo che partecipa alla vita, che ha compassione e che viene incontro. E noi piangiamo, abbiamo compassione per delle persone che non si trovano, che si trovano nella morte, nel male. Preghiamo per loro veramente, come Monica per il figlio Agostino. E la sua vita è un pianto, ma un pianto di consolazione, di aiuto verso il Signore. Ci interessiamo, abbiamo compassione di fronte al male degli altri, ma prima di tutto ascoltiamo noi la voce del Signore. È la parola che guida la nostra vita, che la mettiamo in pratica. Dice: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Che non abbia a piangere il Signore anche per noi, perché non l'ascoltiamo, oppure l'ascoltiamo con le orecchie, ma non diventa la nostra vita. No, o Signore, noi vogliamo che Tu esulti verso i Tuoi figli che Ti ascoltano, che si convertano, che camminano verso la santità e il bene e diventano missionari, strumenti, testimoni del Tuo amore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo la tua clemenza, o Signore, celebrando il memoriale della nostra salvezza. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. La quinta 4. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi.
Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice di benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli, ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua vita, la tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, Stefano, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, il nostro Santo Leopoldo, tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, ti credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Canto al numero 149. Fratello,
Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa ci santifichi, o Padre, perché la comunione al corpo e al sangue di Cristo rinsaldi l'unità di tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 168. Vergine Santa, Dio ti ha scelto come un palpito d'amore per darmi a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi ti lodiamo. Ave
Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Radio Amatore 2 e Games & Co ritornano alla Fiera di Pordenone il 22 e 23 novembre. Elettronica, informatica e fotografia. 5 padiglioni dedicati a fumetti, games, fantasy e cosplay. Acquista il biglietto online e risparmia. Radio Amatore 2 e Games & Co Fiera di Pordenone 22 e 23 novembre. radioamatore2.it. Se prendo 3 pezzi, il terzo pezzo lo pago €1. È da pazzi! No, è da Nico Abbigliamento Calzature. Fino al 17 novembre acquista 3 articoli. Il meno caro lo paghi solo €1. Solo €1! Pazzesco! Ogni 3 pezzi, il meno caro lo paghi €1. Solo da Nico Abbigliamento Calzature e su nico.it fino al 17 novembre. Potremmo dire che quello che mi ha aiutato a decidere di richiedere una borsa di studio PNRR è stata la possibilità di poter guardare oltre al confine naturale della mia regione di provenienza, quindi la Sardegna. Guardare oltre il mare è sempre stato un grande progetto, ma che grazie a questa borsa di studio è potuto diventare realtà. Pensioni e sanità. Sono questi i temi chiave affrontati dall'FNP CISL Belluno Treviso durante il seminario tenutosi a Peschiera del Garda. 2 intere giornate di confronto, una dedicata alla sanità territoriale